Va ora in onda la rassegna stampa. È un bel dilemma se sia meglio Mai Scerona o la cavalcata delle Valchirie. Fare un mix anche tra quelle due e in più ci mettiamo i gattini di Rossini. Qua sarebbe perfetto. Buongiorno. Avete un kit antidazzi? Non l'hanno ancora inventato? Conseguenze terribili, dice von der Leyen, che è sempre molto cioè dice le cose che pensa? Assolutamente no, è per quello che non la metterei giù così drammatica, ragazzi. Sto per leggervi una rassegna stampa terribile. Cioè, lo sai, Sammy Varin, che dicendo così fai cambiare, questi girano su Radio Popolare. Se girate su Radio Popolare siete fottuti, diventate piddini dopo pochi minuti. È una morte orribile. No, state con noi. Sammy Varin vi dà il buongiorno. Simone Canterino è pronto a farvi un gorgheggio, non c'è problema. In regia se le canta tutte le canzoni che mandiamo in onda, e non c'è neanche il vetro, quindi mi devo toppare le orecchie. Vabbè, l'importante è, ragazzi, iniziare anche questa mattina. Siamo arrivati a giovedì 3 aprile 2025, pieni di dazi fino al collo, ma penso che sopravviveremo anche questa volta, anche perché secondo me poi ci sarà qualcuno che medierà, sai, tipo il gigante, pensaci tu, che scende giù Deus Ex Machina, lo calano giù, nic dall'alto e sistema tutto quanto. No, qualcosa si aggiusta, secondo me. Vance che arriva in Italia a metà mese. Beh, subito vi do la parola, ascoltatori. Già a quest'ora del mattino c'è Sammy Varin. Potete inviarmi il vostro pensiero al 340 6709 659, perché quella che prima o poi partirà è una rassegna stampa particolare, cioè leggo i titoli, qualche approfondimento, ma soprattutto sento il vostro parere inviato attraverso WhatsApp al 340 6709 659, anche audio, anche video, quello che volete, perché noi siamo una radio che ascolta. Oggi sono tutti bravi a parlare, ragazzi, noi vi ascoltiamo e ascoltandovi certamente inizio a mettervi qualcosa sul piatto, che non sono buone notizie. Il sito di Repubblica mette dazi il day after, von der Leyen è il caos. Cioè, capisci che una che dice il caos, cioè prima ci ha terrorizzato con il kit di sopravvivenza, adesso dice è il caos, ma pronti a rispondere, attenzione, vuol dire tra 2 mesi, ve lo dico subito così vi mettete il cuore in pace. Tra 2 mesi l'Europa risponderà ai dazi americani, crollo dei mercati asiatici. E non soltanto, anche in America le robe non sono andate così bene. Comunque, Trump, dazi reciproci dal 5 aprile, questo è il Corriere. All'Unione Europea il 20%, alla Cina il 34%, siamo stati già fortunati. Von der Leyen dice conseguenze terribili. Cosa preferite come frase? È il caos o conseguenze terribili? Non saprei cosa scegliere. Fatto sta che invece l'ANSA apre con Trump sfida il commercio, dazi al 20% per l'Unione Europea, ma poteva andare ancora peggio della Cina, ce ne sono altre che probabilmente non sono tanto allegri quest'oggi. Von der Leyen che dice colpo all'economia globale, pronti a reagire. Chiaramente io immagino che una commissaria tirerà fuori il kit antidazi. Cosa ci sarà dentro nel kit antidazi? Ditemelo un po'. 340 6709 659. Rendiamo un po' allegra questa valle di lacrime, dico io, e dai, insomma. Santa polenta, è duro anche il mestiere del... Qual è il mio mestiere? Che mestiere fai, Sammy Varin? Questa è una cosa subito, voglio, sì, ecco, vai, i gattini che cavalcano Mai Scerona, come inizio trasmissioni sarebbe fighissimo. Simone,
è il tuo lavoro, assolutamente. I gattini che cavalcano Mai Scerona. Simone, pensaci tu, assolutamente sì. Dai, svegliamoci con qualche audio. 340670969. Marco, me ne hai mandato uno, ma non so perché non me lo attizza qua. Un computer, che ci hai messo? Che ci hai cattato? Qualcosa c'hai dentro? No, non me la attizza. Adesso Simone prova un po' a guardare se riesci. Stai diventando terrone, Sammy Varin. Oh mamma, stanno già scendendo le guardie padane. Oh signor, sì, parleremo anche. Simone, guarda se scendono davvero. Parleremo anche del congresso della Lega. Perché è ufficiale, Radio Libertà sarà media partner di questo congresso, per cui lo trasmetteremo minuto per minuto da questo sabato alle ore 14 fino a domenica sera tardi e saremo qui in diretta con voi a commentare ciò che accadrà al congresso e qualche piccola novità già svolazza sui quotidiani oggi in edicola. Direi che li andiamo a guardare, ma c'è tempo, dai, per favore, Sammy Varin. Ma no, oggi parto dal Sole 24 Ore. Trump, dazi reciproci 20% all'Europa, titolo principale. Ma io che mi piace farlo strano, mi sposto su Italia Oggi. Ma guarda un po', come mai Italia Oggi non parla di dazi? Perché forse ci sono cose più importanti? Sicuramente più importanti a livello nostro, nostrano. Poi chiaro, coi dazi faremo i conti, ma ci vogliono 2 mesi prima che... Non era pronto il pacchetto dell'Europa. 2 mesi ho letto. Italia Oggi, stop alla paura della firma. Tu dici un titolo che non c'entra niente? No, è un titolo che per una certa buona politica è importantissimo. È arrivato il primo sì alla riforma dei giudizi davanti alla Corte dei Conti. In arrivo uno scudo erariale per i politici, limiti ai risarcimenti dei dirigenti, prescrizione sprint dei reati. Il giudizio davanti alla Corte dei Conti imbocca la strada della compliance. Arriva lo scudo erariale per i politici che adottino atti già avvistati o sottoscritti dagli uffici tecnici o amministrativi. Il risarcimento del danno erariale non potrà superare il 30% del danno accertato e il tetto delle 2 annualità di retribuzione del pubblico dipendente. Il danno si potrà prescrivere più facilmente, primo sì, nelle commissioni della Camera. Sembra una stupidata, ma già la polemica su questo argomento monta. Molliamo certamente i quotidiani economici, che ti immagini che cosa raccontano. Vi faccio un flash veloce sui titoli che campeggiano oggi sui giornaloni e giornaletti. Lo volete? Rispondono di sì. Dazi per tutti, lo schiaffo di Trump sul Corriere. Dazi, la stangata di Trump su Repubblica. Dazi USA cambia il mondo sul quotidiano La Stampa, e ce lo diceva la nostra astrologa o no? Il resto del Carlino, auto, alluminio, cibo, scattano i dazi di Trump. Il Fatto Quotidiano, Trump, dazi al 20% ai ladri UE e 25% sulle auto non USA. Ma in centropagina però sul Fatto Quotidiano c'è il riarmo: destre divise in 3 e PD unito sul sì. E anche qui diciamo che qualche errorino c'è, ma lo vedremo tra poco. Il Messaggero, Trump, dazi del 20% all'Unione Europea. La Verità, Trump, ecco i dazi 25% sulle auto, 20% all'Unione Europea. Il Giornale, dazi, la stangata di Trump. La Verità, sui dazi di Trump, è il titolo di Libero. Scendiamo, domani guerra dei dazi tutti contro Trump, sul PIL e aziende, Meloni ora ha paura. Il Manifesto, Trump, dazi reciproci a modo suo. Il Riformista, più particolare, il dazio è tratto con Trump vestito da Giulio Cesare. Trump annuncia le nuove misure. Meloni no alla guerra commerciale, allarme per l'agri-food italiano, ma gli USA temono l'effetto boomerang.
Il Gazzettino, Trump dazi del 20% alla UE. Il Mattino, Trump dazi del 20% sui prodotti europei. Tutti pagano dazio, è il titolo del quotidiano Avvenire. Dai, dove ci tuffiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Qua verrebbe qualche battutina semplice. Oggi cominciamo dal quotidiano Il Giornale, che titola, come vi dicevo, dazi, la stangata di Trump, ma in centropagina c'è Musk. Musk lascerà il governo USA, il virgolettato, ma lui smentisce le fake news. La Casa Bianca tornerà agli affari, ma lavoro finito. L'anomalia di Elon, così la politica non lo ha reso più ricco, con Francesco Maria del Vigo. Di spalla, Alessandro Sallusti, il suo editoriale si intitola L'unica vera contromossa. Quella di ieri è una data da ricordare, di quelle che segnano la storia. Non tanto sarebbe cronaca per l'introduzione dei dazi decisa da Donald Trump, ma perché ieri si è spezzato quel cordone ombelicale che dal 1945 ha sempre tenuto legate in simbiosi in tutti i campi l'America e l'Europa, con non pochi reciproci vantaggi. Comunque vada a finire questa storia, pure se finisse domani, nulla sarà più come prima, perché si è sancito che non sempre e non necessariamente i due pilastri dell'Occidente, America ed Europa, debbano viaggiare all'unisono, pena la fine dell'Occidente stesso. Non è una tragedia, anzi, così come un neonato che viene staccato dalla madre e inizia a vivere di vita propria, non per questo rinuncia al rapporto unico ed esclusivo, nel tempo anche conflittuale, ma mai di avversione, così Europa e America potranno vivere sotto lo stesso tetto civile e culturale, sia pure in modo più indipendente. Tutti gli economisti sostengono che i dazi non fanno bene né a chi li mette né a chi li subisce, quindi è facile immaginare che prima o poi si tornerà al libero commercio, ma da ieri l'Europa sa che deve attrezzarsi per reggere da sola qualsiasi tempesta, che il tempo degli ombrelli forniti da terzi più o meno gratis è finito, comunque non è più una garanzia granitica. Per farlo dovrà purtroppo pagare un prezzo e cambiare molte cose, tra queste la velocità e i meccanismi decisionali che si sono dimostrati del tutto inadeguati ai tempi e che sempre più lo saranno se si vuole stare al passo con democrazie snelle, quella americana, e autocrazie disinvolte e cliniche quali sono Russia, Cina, Iran. Non è quindi questione di andare alla guerra contro l'America, bensì fare la guerra a tutto ciò che in Europa non ha funzionato, a partire da quel diritto di veto su qualsiasi decisione di ognuno dei 27 stati, alcuni piccoli come una nostra regione, che compongono l'Unione Europea. Non esiste la democrazia all'unanimità, la democrazia funziona in base a una maggioranza eletta che nel rispetto delle minoranze assume l'onere e la responsabilità delle decisioni. Risolvere questa questione sarebbe l'unico e vero controdazio efficace per tenere testa all'amica America. Questa è la meditazione di Alessandro Sallusti oggi in prima pagina sul Giornale. Chissà perché mi è venuto in mente il manifesto di Ventotene. Sammy Varini, c'hai gli incubi mattutini, curati, sì! Vado avanti. Sono sul quotidiano Il Giornale, che faccio? Ci resto? Ho questo dubbio in mente. Sì, ci resto, tanto per menarci via, perché nella selezione variniana all'interno del Giornale, a pagina 6, io sono già passato allo scontro sul riarmo, perché ieri c'è stato comunque un votino per niente secondario in Europa. Unione Europea, i 3 voti diversi della maggioranza. Sulla difesa, il sì di Forza Italia, il no della Lega, Fratelli d'Italia si astiene, Tajani che dice non siamo spaccati. Francesco Giubilei, nel giorno in cui l'Europarlamento dà il via libera alla risoluzione sulla difesa comune europea, si spacca la politica italiana e i partiti della maggioranza e dell'opposizione, e anche dell'opposizione, votano in ordine sparso. Ieri l'Eurocamera ha infatti approvato con 399 voti a favore, 198 contrari, 72 astenuti, la risoluzione annuale per il 2024 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune europea. Il piano è stato approvato con i voti del
del PPE, compresa Forza Italia, S e D, tra cui il PD con alcune eccezioni, Renew Europe, una parte delle CR, buona parte dei Verdi, Ale, a votare contro il gruppo dei Patrioti, tra cui Lega, The Left col Movimento 5 Stelle, alcuni Verdi e tra gli astenuti una parte delle CR, compresa Fratelli d'Italia. La maggioranza di governo si divide quindi in 3 blocchi, con Forza Italia e Lega su posizioni opposte. Il partito di Giorgia Meloni a metà strada. La Lega decide di votare contro il piano europeo per la difesa, puntando il dito contro l'ipocrisia di Bruxelles e sostenendo che con l'eurodeputata Isabella Tovaglieri, poi magari ve la faccio sentire, che l'Unione Europea dice no al debito per gli ospedali e sì per le armi. A gettare acqua sul fuoco ci pensa il ministro degli esteri Tajani, che motiva il voto a favore di Forza Italia e del PPE precisando: siamo parte di famiglie europee diverse, non è che siamo spaccati a sinistra, invece si spaccano i partiti sulla politica estera. In effetti, all'interno della sinistra italiana si verifica una vera e propria divisione, facendo emergere per l'ennesima volta una linea non chiara in politica estera, in particolare nel PD. Se gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra votano contro la difesa europea, la posizione che prevale nel PD è il forse. Solo 3 settimane fa era andata in scena la grande spaccatura nel PD sul voto per il piano di armo UE, con 11 eurodeputati astenuti, come indicato dalla segretaria Schlein, e 10 che avevano votato a favore, ma anche ieri non sono mancati. Per spostare l'attenzione sulle spaccature interne alla sinistra dalle parti di Nazareno, puntano il dito contro il centrodestra, ti immagini, per cambiare argomento, ma leggendo le dichiarazioni dei principali esponenti PD a prevalere, più che una linea unitaria, è la confusione. Ad esempio, Pina Picerno se la prende contro una certa tendenza a confondere le acque del dibattito pubblico, spiegando che nel testo finale votato dalla delegazione PD e da tutto il gruppo dei socialisti e democratici c'è Rearm Europe, eppure sono i suoi stessi compagni di partito a rivendicare il voto contro l'emendamento a riarmo dei singoli stati. Avete capito? All'interno del PD è tranquillamente tutti contro tutti, mentre noi della maggioranza siamo uniti più che mai. Abbiamo capito che la Lega è l'unico partito che dice chiaramente no a riarmo, e mi sembra più che certa questa cosa. Voi cosa ne pensate? 340 6709 659. Avete già comprato il kit della commissaria? Che adesso, te l'ho detto, se arriva anche il kit antidazi dobbiamo comprarne 2 e cominciano a essere soldi, ragazzi miei. Sono ancora sul quotidiano Il Giornale. Vi meno via, perché lo sapete, la rassegna di Sammy Varin è così, cioè se c'è un argomento clou io lo evito, cioè non è che lo evito, non vado a rompervi le palle per 2 ore con lo stesso argomento su tutti i giornali. Ci arrivo ai dazi, certamente, ma nel frattempo, a mio modestissimo parere, ma il microfono ce l'ho in mano io, ci sono altre cose di cui parlare, ad esempio dell'Italia dei violenti. Siamo a pagina 11 del quotidiano Il Giornale, ma per fortuna anche su altri quotidiani saltano fuori gli arresti dei Maranza, E questa è una buona notizia, ma è brutta la notizia che questi Maranza si stanno organizzando con gli amici Rom, che io pensavo con gli amici immigrati islamici, no, sono già loro figli del barcone, Sammy Varin, con gli amici Rom che giustamente spacciano via il maltolto in Romania, in Bulgaria, a casa loro praticamente. Ci arriviamo. Intanto però a pagina 11 del giornale l'Italia dei violenti, scrive il quotidiano Il Giornale, con il caso Torino, altro che innocuo centro sociale, nuovi arresti per Askatasuna, l'altro giorno erano lì a festeggiare, adesso qualcosina forse i fermi per il commissariato distrutto, ma la città fa ancora accordi con loro, perché a Torino
comanda il PD. Neanche 48 ore dopo i festeggiamenti, scrive Ludovica Bulian, per la sentenza del maxi processo contro 26 membri di Askatasuna, che è questo centro sociale potentissimo a Torino, hanno visto infliggere dai giudici di Torino 18 condanne, ma cadere l'accusa più grave, l'associazione per delinquere. Altri esponenti, 8 esponenti del centro sociale, sono stati sottoposti ieri mattina dalla Digos a misure cautelari su richiesta della procura. Per 4 sono scattati domiciliari, per altrettanti l'obbligo di firma, accusati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale nell'ambito dei disordini di piazza scoppiati nel gennaio scorso durante un corteo di solidarietà a Rami, il 19enne di origine egiziana, morto a Milano durante un inseguimento dei carabinieri. Se vi interessa, oggi sul quotidiano Il Giornale, l'unico che ne parla di Askatasuna, perché è un argomento chiaramente che dipende che giornale hai in mano, diciamo così. Così come altrettanto interessante, a mio modestissimo parere, è quello che sta succedendo a Brescia. Botte alle figlie occidentali, il consigliere Sic andava respinto. Questa volta è Filippo Facci a commentare questo consigliere comunale di origine indiane, Balwinder Singh, eletto in una lista civica di centrodestra a Brescia, che alla fine ha presentato per fortuna le dimissioni dopo essere stato coinvolto in un'inchiesta per maltrattamenti in famiglia e sottoposto al divieto di avvicinamento. Filippo Facci giustamente dice: ma non andava neanche candidato. Chi se ne frega dei voti che raccoglieva nella comunità indiana? Adesso anche noi facciamo lo stesso sporco giochino del PD. Il punto è che a Brescia invece hanno eletto un consigliere comunale che professionalmente non aveva voti, guidava i muletti in magazzino alla terza media, non aveva doti, non voti, ma i voti a quanto pare li aveva. In compenso, valori culturali per noi deteriori, come si dice, irricevibili. Uno che ora è accusato piuttosto solidamente di aver impedito alle figlie di vivere all'occidentale, l'abbiamo già sentita questa cosa e c'è qualcuna sottoterra, mi pare, accusa solitamente rivolta ai musulmani, di averle perciò maltrattate, picchiate, recluse per evitare che conoscessero coetanei al di fuori della cerchia induista. Uno scenario tutto da ricostruire, ma che si profila pessimo, visto che è stato arrestato anche un figlio 26enne dalla stessa famiglia con l'accusa di aver fatto violenza sessuale sulle sorelle. Passiamo alle presentazioni. Lui è Balwin Singh, 49 anni, in Italia da 24, ma di madrelingua Punjabi, una delle 22 lingue indiane. La parlano in 140 milioni. Esteriormente simile alla classica caricatura del Sikh, barba lunga, punte aguzze, in testa un dastar, un turbante rosso, come non è russo, come le vesti che indossa. Almeno 30.000 immigrati come lui vivono nella bassa bresciana e provengono quasi tutti dallo stato indiano del Punjab, al confine con il Pakistan. A Flero, sempre nella bassa bresciana, c'è uno dei più grandi templi Sikh italiani. Singh è stato eletto alle elezioni comunali del 2023 nella lista civica Fabio Rolfi sindaco, in quota centrodestra, grazie ai voti della sua nutrita comunità. Il resto è cronaca. Chiaramente, signori, nella vita si può anche sbagliare e quando sbagli vedi di non sbagliare più e alla fine questo Singh ha deciso di mollare, di dare le dimissioni. Ah, santa polenta, che fatica. La mia fatica mi porta su Repubblica. Sì, prima della pausa ce la faccio. La Repubblica apre con dazi, la stangata di Trump, ma soprattutto, chiaramente su tutti i quotidiani, un'altra strage è in corso, la strage delle ragazze, scrive Repubblica. Ilaria, dopo Sara, uccisa a Roma e chiusa in una valigia dall'ex fidanzato. Ilaria Sula, come Sara Campanella, aveva 22 anni, studiava fuori sede, è stata uccisa a coltellate. Il suo corpo è stato chiuso in una valigia e gettato in un dirupo. Confessa l'ex fidanzato.
Il paradosso del patriarcato, se siamo su Repubblica chiaramente, Luigi Manconi dice: non è un paradosso, il rapporto tra femminicidio e patriarcato è tanto più stretto, direi più intimo, quanto più il sistema di potere maschile viene svelato e incrinato. Voi contro il patriarcato sfogatevi oggi, acquistate il quotidiano Repubblica. Visto che ci sono, penetro all'interno e in effetti a pagina 10, Ilaria dopo Sara, i destini delle ragazze uccise per un no. Stessa età, 22 anni, universitarie fuori sede, ammazzate a coltellate. I 2 assassini hanno confessato il corpo di Sula trovato in un trolley. Chiaramente oggi ne sono pieni i quotidiani di queste meditazioni. Stando su Repubblica c'è un paginone per uno, il delitto di Roma con i genitori in casa, chiedo scusa, dopo la scomparsa ha conservato il telefono della ex per rispondere ai messaggi delle amiche, anche questa l'abbiamo già letta da qualche parte. Si indaga sul ruolo del padre e della madre che potrebbero averlo aiutato. A pagina 12 sono tutte belle persone. Mark, lo studente modello dai depistaggi alla confessione, la facoltà di architettura, il lavoro in un fast food, il finto abbraccio con il padre della sua ex dopo averla uccisa e buttata in un dirupo, e i vicini che dicono sembrava tranquillo, continuava a ridere. Giro pagina e c'è quell'altro, nella testa dell'assassino che scriveva a Sara stiamo bene insieme, e c'è la faccia di Stefano Argentino, 27 anni, lo studente di Noto che ha ucciso Sara Campanella. Sul telefono della studentessa sono rimasti i messaggi ossessivi di Stefano Argentino. Il GIP dice non è pentito, la madre voleva aiutarlo a fuggire. Cosa incredibile è che sono tutte belle persone, brave persone. I vicini dicono sempre ma era un bravissimo persona, sorrideva sempre, ringraziava, gentile. Meditate, gente, meditate, ma meditate soprattutto a proposito di dazi. Ci avviciniamo lentamente all'argomento del giorno. Pagina 6 di Repubblica, Mattarella, persino lui boccia le tariffe, e Meloni che dice errore ma niente guerre. La Premier, dagli USA scelta che non conviene a nessuno, faremo di tutto per un accordo. Tajani, approccio dialogante con la schiena dritta, se necessario l'Unione Europea deve reagire. Intervista su Repubblica oggi a Lollobrigida, il 20% è tanto, pronti a tutelare le aziende. Chiaramente siamo qua a dire ma che cosa farà lo Stato? E allora scendo alla fine dell'intervista, dice con aiuti mirati da parte dello Stato. Risponde Lollobrigida, questo sta nelle cose, però adesso evitiamo allarmismi, il settore del vino ha toccato tutti i record in termini di valore in questo periodo, abbiamo raggiunto il record nell'export, poi certo, se dovesse cambiare la situazione e il comparto avesse problemi, prevediamo aiuti, ma vale per tutti i settori che dovessero subire un'inversione di tendenza. Il governo fa l'interesse dell'Italia, ma la politica seria si basa sull'analisi dei dati, non facciamo oroscopi, quelli li fa Sammy Varin, si parla di aiuti di Stato in futuro e naturalmente chiediamo alla von der Leyen se nel kit anti-dazi metterà anche quelli. Ci fermiamo, c'è la pausa, ricordiamo che c'è il congresso questo weekend, ma tra poco arriva anche la canzone indipendente e subito dopo i vostri WhatsApp. Il 5 e 6 aprile, nella Fortezza da Basso di Firenze, si terrà il Congresso Federale della Lega. L'evento inizierà sabato alle ore 14 e domenica alle ore 9. Radio Libertà trasmetterà la diretta con collegamenti, commenti e ascolteremo le vostre opinioni. Partecipa anche tu. Seguilo con noi. Il 5 e 6 aprile, Congresso Federale della Lega. Ascoltiamo l'Italia. Realizziamo le idee. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Il mio nome questa volta ve lo dico, Fabrizio Giannuzzi, armonicista, trombettista, chitarrista e qualcosa di più o di meno a seconda dei punti di vista. Quest'oggi vi presenterò un pezzo bavaro-bergamasco o bergamasco bavarese con l'amico bavarese Wolfgang Greve, pianista. Questa volta mi accompagnerà con la chitarra. Il pezzo che vi presenteremo è un pezzo tra il folk e il blues, se così si può definire. Ringrazio il carissimo Sammy Varin che ci permette di presentare i nostri pezzi e come sempre continuiamo ad aiutare Radio Libertà. Arrivederci a tutti e buon ascolto. Ciao. Guarda che è un sottofondo ideale mentre state preparando il kit antidazi. Cosa ci mettiamo dentro nel kit antidazi? Non l'ho ancora scritto nessuno, signori? Sono il primo a nominarlo. Mago Varin, il prossimo
Fabrizio Giannuzzi, con un pezzo che si intitola Minga e che possiamo anche interpretare alla milanese, Minga, mica, che vuol dire tutto e vuol dire niente in una giornata come questa, una giornata che ci vede parlare di dazi, ma che Sammy Varin infila dentro altre argomentazioni a mio parere più importanti. Oh, che pazzo sto Sammy, armonicista ma non soltanto, suona ovunque Fabrizio Giannuzzi, in chiese, sale da concerto, sempre con organo, violino, chitarra, cetra, in team con cantanti lirici, jam session. Insomma, è da seguire. Fabrizio Giannuzzi lo trovate facilmente su YouTube e fa parte di quegli artisti indipendenti assolutamente sconosciuti a chi ascolta le solite radio. Siete dei privilegiati avere scelto Radio Libertà. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno da Simone in regia, ma soprattutto dai vostri messaggi copiosi che stanno arrivando al 340-6709-659 per commentare le notizie che vi sto leggendo. C'è un audio, forse siamo riusciti a sentire un audio di questo Marco, vediamo se ce lo abbiamo sul cursore. No, sta caricando Marco, e purtroppo chissà perché i tuoi audio non riescono ad arrivare. Ah, me l'hai girato tu, ma dai, aspetta che lo trovo. Col numero di Radio Libertà, ma che carino che sei, grazie Simone. Allora vediamo se riusciamo a decifrare l'audio di Marco, sentiamolo. Ciao Sammy, breve commento riguardo ai dazi che ha introdotto ieri E sera. Marco da Mantova. La strategia della von der Leyen è sempre quella: terrorismo, terrorismo e terrorismo. Non succederà niente. Perché credi che Vance venga qui il prossimo 18 aprile? Ti saluto, ciao. Io sono ottimista su Vance, non so perché, forse perché è la carta segreta che potrebbe avere la Meloni. Fatto sta, sì, la sensazione è proprio quella, non ho osato dirlo io, ma l'hai detto tu, terrorismo sta facendo la von der Leyen, dicendo queste cose e queste frasi così potenti. Adesso le vediamo. Intanto c'è Cesare da Treviso che mi scrive: i dazi sono sempre serviti a pareggiare la produzione interna, adesso non si capisce perché sono una tragedia. Li proponeva anche Bossi sulle merci cinesi. Forse perché vanno contro la globalizzazione, medita Cesare. E ancora, questo è secessionista. Ciao Sammy, dopo la psicopandemia ora arriva la psicoinvasione russa. L'Unione Sovietica Europea vive sulle paure, ma quello che mi fa specie è il silenzio di tutti gli italioti che in qualche modo hanno visibilità. Dazi giusto il 20%, voi acefali italici non volete il 20%? Semplice, togliete l'odiosa IVA, imposta vessatoria asfissiante. Ogni modo, come diceva mon professore Migliot, i parassiti sono ormai troppi. Lo so, però lo dice anche Trump di noi, e anche le macro regioni non serviranno a nulla. Figuriamoci adesso dopo la buttata della Lega, caro Luca. Te sei mai più intenta, assolutamente. Adesso che la Lega ricomincia a parlare di federalismo e macro regioni, tu che cosa vuoi? Punto di domanda. No, capisci veramente, c'è quella, è una definizione dell'animo, mai contento. Me lo diceva anche mia mamma quando ero piccolo, perché giocavo sempre coi registratori, giradischi, attaccavo fili, prendevo la scossa, eccetera. Non ero mai contento, volevo fare sempre qualcosa di più. Guarda un po' dove sono finito, davanti a un microfono a fare la rassegna stampa. Senti questo audio sul cursore, sentiamo. Signori, buongiorno, Semivarin, buongiorno, buona giornata. Una piccola curiosità, mi pare che gli Stati Uniti abbiano richiesto l'aiuto del Veneto per quanto riguarda la carenza delle uova, in quanto non ne hanno. Ora mi domando, ma queste uova, sempre che poi siano andati in porto gli accordi, saranno anche loro tassate di un extra 20% oppure passeranno indenni? E quella è la domanda, per cui se noi li aiutiamo con le uova, loro ci potranno aiutare con qualcos'altro. È quello che trovo senza senso, almeno mi pare molto strano. Comunque vabbè, dai, io ci capisco poco di politica, ovviamente. No, Quindi ci capisce come, quindi queste uova sarebbe ora di fargliele pagare molto, almeno e quelle più grandi, sapete, sono le uova piccoline, ma anche quelle grosse, un po' più costose, gliele dazziamo di brutto
voto? Se avete qualche idea, whatsappatemela, che io poi c'ho il numero della Meloni, gli giro il vostro messaggio 340 6709 659. Forse che il voto su Riarmo da parte della maggioranza è stato un voto secondo coscienza e non una spaccatura politica? Si chiede Marco. Nel paginone di Repubblica c'è scritto che l'assassino di Ilaria è filippino? Punto di domanda. Non mi sembra che tu l'abbia letto. No, non c'è scritto, almeno tra i titoli principali. Così come ieri non l'ha detto nessuna radio generalista, fino a quando non è stato possibile ignorarlo. Proprio vero, proprio vero. Devono abbassare le tasse agli imprenditori e autonomia e alla UE, Graziella. Sì, no, scherzi a parte, l'autonomia può essere una ricettina interessante su questo fronte. Se invece di buttare via dei milioni e milioni in Ucraina li avessimo tenuti in tasca, li avremmo per togliere l'IVA dai prodotti colpiti dai dazi. Troppo semplicistico, vero? No, io penso che si arriverà anche a questo. Ecco cosa ci ha portato l'Ucraina, non avere più soldi in tasca. Per noi l'Ucraina è stata come un effetto collaterale serio del vaccino. Stefano ci scrive: buongiorno Sammy, volevo esprimere la mia più sentita gratitudine a Trump per i dazi, ci ha tolto dalle palle Prodi e Ventotene. I dazi fanno male alla Germania, Deo grazia. Il direttore del giornale dimostra quello che è un venduto sinistroide sotto mentite spoglie, ma no, perché parla di Ventotene, poi l'ho detto io che mi è venuto in mente il manifesto di Ventotene, ma siamo amati. Nel kit ci metterei tanta carta igienica, caro Marco, ma in effetti non l'ha mica citata, nel kit di sopravvivenza c'era la carta igienica, mi sono perso qualcosa. C'è un messaggio audio, sentiamolo. Buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Allora, a proposito di dazi, adesso Trump si lamenta, dice che tutti gli altri paesi sono parassiti e hanno lucrato sempre sulla ricchezza dell'America. Ma io vorrei ricordarvi una cosa: negli anni 70 quelli che hanno aperto alla Cina sono stati gli americani, no? Quelli che hanno portato tutte le produzioni in Cina sono stati i primi gli americani. Vi ricordo che la Apple è cresciuta tantissimo in fatturato e ha cominciato a fare ancora dei primi telefoni negli anni 80, sempre fatti in Cina, i computer sempre fatti in Cina. Quelli che ci hanno tolto le aziende di elettronica e di telefonia sono stati gli americani. Loro si sono sempre presi i business più lucrosi nell'informatica, così facendo chiudere le aziende europee, e hanno lucrato loro. Vi ricordo che chi ha esportato le fabbriche in Canada e in Messico, perché in Messico la manodopera costava meno, sono stati gli americani. Quelli che hanno fatto le aperture commerciali col Vietnam sono stati gli americani. In Indonesia sono andati gli americani. Allora, prima sono andati a sfruttare il lavoro anche minorile negli altri paesi, hanno chiuso un occhio sulle varie dittature, adesso si accorgono che non hanno più il lavoro a casa, rompono i coglioni a tutti. Per me Trump è un invasato e penso che la cosa gli si ritorcerà contro. Gli americani non sanno più fare prodotti e voglio vedere quando ricominceranno a produrre in casa quello che comprano per pochi dollari all'estero. Vi saluto, ciao. Grazie, siete voi gli editorialisti su Radio Libertà. Inviate il vostro messaggio al 340 6709 659. Sammy Varino ogni mezz'ora ne legge un bel po' all'interno di questa, che non è chiaramente una rassegna stampa, ma è una chiacchierata tra amici. Cerchiamo di capire dove vanno i quotidiani oggi e soprattutto magari dove ci vogliono tirare. Punto di domanda. Andiamo sul Tempo. Già, eccola qua. P disarmanti con la slime che ha tanti fucili puntati contro. Chissà se sono fucili a pompa. Sei impreparato, Simone? La sciarada del PD che vota per le armi ma dice di no, e i moderati che ora puntano le armi contro la segretaria. Questa è l'apertura del quotidiano Il Tempo, con articoli di Augusto Minzolini, quella fantasia del mondo Dem in congresso permanente, e Filippo Impallomeni. Forza Italia apre a Calenda ma lo avverte: non
non sfasciamo il centrodestra, che di sfascia carrozze ne abbiamo già, dico io. Santa polenta! Siamo sempre sul quotidiano Il Tempo, il caso Monfalcone, moschee abusive chiuse e il partito islamico ora punta al comune. Attenzione ragazzi, è un vero e proprio laboratorio politico Monfalcone, con gli amici immigrati stampella del PD, o il PD la stampella degli amici immigrati, come volete. È un centrodestra a Monfalcone, provincia di Gorizia, dove si andrà al voto tra pochi giorni, che se dovesse perdere sarebbe una, posso essere volgare alle 8:17, sono andati a scuola i nostri bambini, una ciulata pazzesca, nel senso cattivo del termine, nel senso che poi questo si fa stampino in altre città, in altri paesi di tutta Italia, se non si sta già portando avanti l'accordo PD immigrati, così come c'è un accordo tra questi Maranza e i Rom che ci ha stupito. Cioè io sinceramente sono rimasto stupito, tra poco ci arrivo. Cioè i Maranza io pensavo rubassero la collanina per poi mettersela su, guarda che bella collanina che c'ho, ma non parlano mica da milanese, guarda bella collanina, vabbè che cazzo, non mi viene. C'è l'intervista a Marco Tarquini oggi sul Tempo. Schlein, una linea ambigua per tenere unito il partito. Molti di noi in disaccordo. Impossibile votare quel testo. Questi sono quelli del PD. Ho votato no alla relazione sulla difesa UE. Marco Tarquinio, chiaramente lui, super cattolico, direttore di Avvenire. Che cosa pretendi? Che faccia il guerrafondaio? Sì! Un voto, quello di ieri a Strasburgo, che per l'europarlamentare del PD mette in luce i nodi irrisolti della strategia europea. Ma quest'oggi sul ricchissimo quotidiano Il Tempo c'è anche l'ex ministro Tremonti, cifra aggressiva, molto ideologica, questa è la fine della globalizzazione, già perché sono dazi vostri. Rivoluzione Trump nelle tariffe doganali, 25% su tutte le auto importate, all'Unione Europea il 20%, per la Cina il 34%, solo il 10% al Regno Unito, gli altri paesi ci hanno derubato. Ma è poi vera sta cosa che abbiamo vissuto proprio di America fino adesso? Punto di domanda. Lo chiedo a voi, ascoltatori più acculturati di Sammy Varin, 340670969. Abbiamo ciucciato il latte americano? È vero? Davvero abbiamo ciucciato finora e io che non me ne sono accorto? 340670969. Dopo un po' si diventa grandi, basta ciucciare il latte, dai, siamo grandi. Sì, io con mio padre mi ricordo quando ciucciavo il latte condensato, noi siamo cresciuti al latte condensato e non vorrei sbagliare, ma la marca era americana. Non vorrei sbagliare, papà dimmi se sbaglio, secondo me sì, sai, dal tubetto, ciuccio, era una roba stupenda e infatti siamo diventati due panzoni, ma questa è la fabbrica dei panzoni, questa radio. Simone sta ingrassando a vista d'occhio e vedrai tra poco non ti riconoscono più a casa. Siamo sempre sul Tempo, sì. Elli ambigua per tenere unito il partito, paginone con Marco Tarquinio, chi ha votato no alla relazione von der Leyen indebolisce la democrazia dell'Unione Europea, e nel PD salta fuori questa doppia identità a Strasburgo. La minoranza esulta per il sì alla relazione sulla difesa, la maggioranza vota no all'emendamento sul riarm e Picerno che dice nel testo finale che avete votato c'è il riarmo. Insomma, ognuno ha vinto all'interno del PD, tutti vincitori. Santa polenta, che palle. Se vi interessa comunque oggi paginone sul quotidiano Il Tempo, ma io sono qua, sono un venditore di pentole chiaramente, sul quotidiano Il Tempo non ci sono in omaggio pentole, ma è un bel giornale e vi invito, se uscite di casa, a richiederlo al vostro stavo dicendo al vostro negoziante, no? Sì, ci sono negozi che vendono di tutto oggigiorno, però fate conoscenza col vostro edicolante, prima che se ne vada in pensione, prima che chiuda, perché non stiamo andando tanto bene con i giornali.
Il Tempo, un motivo in più per comprarlo, perché io vi porto a pagina 8 del Tempo, guarda che partito islamico stampella del PD. È l'unico che scrive una roba del genere, ragazzi, potentissimo Il Tempo, il laboratorio politico religioso. Allah, Monfalcone, l'apripista nazionale. L'ex sindaco Cisinte, la nostra europarlamentare della Lega, dietro le moschee improvvisate, il rischio terrorismo. E qui voglio fare qualche minuto di silenzio. Avete qualcosa da fare? Facciamo qualche minuto di silenzio. Ma quanti anni è che lo diciamo noi? Ancora Radio RPL, ancora Radio Padania, E ci hanno beccato sempre per razzisti, siete dei razzisti. Ai tempi fascisti non si usava, razzisti certamente sì. E adesso tutti rimangono lì, Monfalcone, scrive Giulia Sorrentino, oggi siamo sul quotidiano Il Tempo, non sembra nemmeno di stare in Italia per quello che accade con la comunità islamica locale. Una comunità che rappresenta circa il 26% degli stranieri su un totale del 31%. Parliamo di più di 10.000 persone su 31.000 residenti ed è proprio per questo che Bou Konate, già assessore per la giunta del PD, ha deciso di fondare il primo partito islamico d'Italia. E con la sua lista composta interamente da islamici che si presenterà alle prossime elezioni 13 e 14 aprile, cazzolina, si vota a Monfalcone. Stiamo parlando di una città in cui moltissime donne usano il velo integrale, alcune hanno addirittura le mani coperte, una città che sta vedendo un incremento della radicalizzazione in cui quello dell'immigrazione non può essere un problema da sottovalutare. Su 7.000 bengalesi solo 1.700 lavorano, mentre gli altri sono solo ricongiungimenti. E anche qui quante volte abbiamo parlato dei ricongiungimenti familiari, quante volte quel pirla di Sammy Varin vi ha detto che i ricongiungimenti sono lo strazio del comune, perché da quel momento il comune si dovrà occupare esclusivamente di quella famiglia di immigrati, che sarà certamente la più povera di quel comune. Tutti i soldi andranno a loro, e già perché lui lavora, non lavora, chissà, e ricongiunge la moglie, i figli, il nonno, la nonna, e tutti che devono campare grazie ai vostri soldi. Ricongiungimenti familiari. Che impatto può avere tutto ciò sul tessuto sociale, si chiede anche il quotidiano Il Tempo, e sul bilancio del comune di Monfalcone? Guarda un po', circa il 95% del welfare viene destinato agli extracomunitari. In molti non parlano nemmeno correttamente l'italiano, perché la maggior parte delle donne non lavorano, i figli sono tanti e i redditi ISEE sono bassi. L'impatto sociale è già di per sé drammatico. Se poi aggiungiamo l'inaccettabile percorso di radicalizzazione in atto, siamo davanti a una miscela esplosiva. Una radicalizzazione che ho monitorato negli anni. Sono cresciute nel numero le donne completamente velate, la loro età si è abbassata e sono diverse le ragazze che già da giovanissime vanno in giro con il velo integrale, dice l'ex sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Ci sono nuovi incontri in programma a Monfalcone, poi ve li leggo. Perché sì, il velo è il primo segno di sottomissione della donna nei confronti dell'uomo, che considera i corpi femminili completamente velati solo e esclusivamente come oggetti sessuali. E no, a sceglierlo non sono le donne, perché la Cisint ha parlato con più genitori che gli hanno risposto che così si abituano. Quelle che fanno le famiglie è un lavaggio del cervello e da mamma non resto a guardare, dice la Cisint. Ho parlato, accompagnata dalle assistenti sociali, con le ragazzine che noi abbiamo salvato e mi hanno raccontato che sono tante le loro coetanee che vorrebbero scappare ma che non trovano il coraggio perché i radicalizzati inculcano il pensiero per cui è normale che sia l'uomo a decidere della tua vita. Tante si rendono conto di ciò che sono costretti a subire, anche se poi crescendo purtroppo ci si abitua e si smette di combattere per paura. Paura delle punizioni, delle ritorsioni. Poi ci sono i centri islamici
finti centri culturali dove predicano imam improvvisati. Da dove arrivano i soldi per la gestione e l'acquisto? Non è che dentro si proteggono anche terroristi? E allora come mai tutto ciò accade nel silenzio della sinistra? Una sinistra che, secondo quanto ci è stato riferito, sarebbe pronta ad accordarsi con il partito islamico qualora si dovesse andare al ballottaggio. Sì, oggi è favorito il centrodestra, Monfalcone, che come candidato a Fasan per 8 anni assessore del sindaco Cisinte, ma qualora il voto dovesse prendere una piega diversa, sarebbe un precedente pericolosissimo per l'Italia intera. Perché quello che molti fingono di non vedere è che Monfalcone non è un caso isolato, ma l'incubatrice di episodi che poi si riverberano altrove. È solo il caso più famoso ed eclatante, ma il fenomeno della radicalizzazione, la sottomissione a leggi come quella della Sharia, il maltrattamento delle donne, no, non c'è solo lì. Le piazze per la fine del Ramadan sono una dimostrazione tangibile di quanto gli islamici stiano tentando di imporre la loro cultura in Occidente. Una differenza sostanziale, quella che c'è tra la parola includere e coesistere. Bisognerebbe chiedersi però qual è il prezzo che dobbiamo pagare e forse la sinistra dovrebbe darci una risposta spiegandoci se hanno intenzione di cancellare la nostra identità e i nostri valori imponendo regole che sono in netto contrasto con i nostri principi. Così quest'oggi solo il quotidiano Il Tempo ci va giù pesante e meno male, mettendo anche in pagina la sentenza: non si potranno più svolgere eventi di massa nelle sedi oggetto dei provvedimenti del comune che vietavano manifestazioni in luoghi non sicuri. Non avete capito niente? Spiego meglio. Il Consiglio di Stato boccia il ricorso dei centri islamici, le moschee, se vogliono esistere, devono rispettare le regole urbanistiche. Il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso dei centri islamici di Monfalcone. Non si potranno più svolgere eventi di massa in queste sedi, oggetto dei provvedimenti del comune che vietavano eventi di preghiera in luoghi ritenuti poco sicuri, se non c'è l'uscita d'emergenza, se non c'è il cesso. Ragazzi miei, sono cose fondamentali. Il cesso è fondamentalissimo, le uscite di sicurezza un po' più importanti sicuramente fanno il culo quadro a noi e agli islamici no? Ne parliamo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'alta pressione si espande sul nostro paese e le condizioni meteo migliorano decisamente. In mattinata sole dominante sulle regioni centro-settentrionali, qualche disturbo residuo al sud. Nel pomeriggio qualche temporale pomeridiano sulle regioni meridionali, prevalentemente soleggiato sui restanti settori, temperature in ulteriore aumento oltre i 20 gradi anche al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Il 5 e 6 aprile, nella Fortezza da Basso di Firenze, si terrà il Congresso Federale della Lega. L'evento inizierà sabato alle ore 14 e domenica alle ore 9. Radio Libertà trasmetterà la diretta con collegamenti, commenti e ascolteremo le vostre opinioni. Partecipa anche tu. Seguilo con noi. Il 5 e 6 aprile, Congresso Federale della Lega. Ascoltiamo l'Italia. Realizziamo le idee. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno, la primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentirne il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora,
Devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio? Ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, e ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete lì, sono lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma, costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi, perché voi siete molto attenti, e qualcuno per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbis, io l'ho trovato a meno al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, del 5 chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio Acerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotatelo l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, serve sempre a regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ma chiaro che questa è la vostra canzone, si intitola Brianza. È tornato il cantautore di Bellusco, proprio in Brianza, vicino a Monza, Icaro Ravasi. Lui è nato a Milano, ma è cresciuto proprio a Bellusco. Pochi giorni fa, il suo nuovo album, Giovani e Solari, chiaramente siamo noi, giovani e solari, quelli un po' meno giovani sono comunque solari, e fatevi un giro in Brianza, che cavolo, bravo Icaro Ravasi, nel giorno dei dazi torniamo ad amare e a difendere le nostre terre e torniamo anche a leggere i vostri WhatsApp con il buongiorno rinnovato da Sammy Varin. Questa è Radio Libertà, siamo in tutta Italia, in TV sul canale 252, in DAB, le vostre autoradio, sulle vostre radioline, ci si ascolta ovunque, anche sul sito radiolibertà.net e su YouTube e Facebook e soprattutto sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, che chiaramente diffonderà il congresso sabato e domenica questa settimana, questo sabato e questa domenica, il congresso della Lega a Firenze, Fortezza da Basso, ma se siete comodi con Radio Libertà restate sintonizzati qua perché noi lo diffonderemo dalle 2 del pomeriggio di sabato fino al tardo pomeriggio di domenica e saremo in diretta con voi, con i vostri messaggi, con le vostre telefonate per commentarlo in diretta. Te capì? Grazie intanto ai colleghi che ascoltano Sammy Varin, è sempre un piacere, il Davide Chiurazzi, che flashback incredibile, e ce ne sono parecchi che come te prima di andare al lavoro, magari in un'altra radio, scelgono Radio Libertà e la stramba, rassegna stramba di Sammy Varin. Buongiorno anche a chi ci spedisce audio, certo, è il bello di avere un Sammy Varin che sente il vostro parere, che mi potete fare anche un audio, un video e lo inviate al volo al 340 6709 659 come ha fatto questo qui. Sammy, buongiorno Pier da Riccione. Voilà. Dunque, analisi rapidissima sulla questione dei dazi che esistono da sempre. Sembra che gli italiani e gli europei non abbiano mai visto cosa sono i dazi. Allora, in sintesi, io credo che la linea non sia quella che illustra in modo di parte il presidente Mattarella, che dice bisogna avere una linea comune dell'Unione Europea, ma la linea comune dell'Unione Europea a noi non serve, ci ha sempre danneggiato. Si sono mai interessati Francia e Germania quando facevano iniziative del ruolo dell'Italia, se creavano danni a noi? No. Hanno fatto tutti i percorsi che sappiamo bene, green, non green, adesso guerra, eccetera, e vorrebbero che noi addirittura, dopo aver perso, io faccio l'esempio dell'Emilia Romagna, tantissimi miliardi di affari con i russi, perdessimo anche quelli con gli Stati Uniti. Non è così. Noi credo che abbiamo dei prodotti talmente validi che gli americani li compreranno lo stesso e noi li potremo vendere a una condizione differente. Quindi bisogna fare una scelta. È vero? Gli Stati Uniti si dividono? Sì, ma noi che cosa ci stiamo a fare con quelli lì? O viene su Le Pen, o viene su l'AfD, o viene su qualcosa unitario che i patrioti per intendersi, o se no l'Unione Europea non ci serve a nulla. Ciao, buona giornata. Grazie caro, è un po' anche il mio pensiero. Penso che chi vuole comprare la qualità italiana andrà avanti a comprare la qualità italiana. Chiaro che ci sono delle classi meno agiate in America che andranno avanti a comprare le loro schifezze e li vediamo come sono ridotti, panzoni più di noi e di tanto. Stiamo a vedere, poi magari si può fare appunto qualcosa anche per gli americani, per renderli felici. Cosa potremmo fare per loro? 340 6709 659. Tra poco riprendo con i vostri WhatsApp, ma intanto andiamo proprio sul Corrierone che a pagina 2 scrive. Pagina 2. Trump celebra i dazi universali all'Europa
il 20%. Le stangate a Cina, Messico e Canada. Il 4 febbraio Trump ha imposto un 20% su tutti i prodotti cinesi, mentre un mese dopo sono entrati in vigore quelli del 25% sui prodotti da Messico e Canada, esclusi quelli previsti nell'accordo UNSCA. Acciaio e alluminio di tutti. Il 12 marzo sono partite invece le maggiorazioni del 25% sull'acciaio e l'alluminio importati negli Stati Uniti, provenienti da tutti i paesi del mondo. Mirano a proteggere, secondo il presidente, l'industria americana. Il settore auto e componenti, i dazi sulle automobili e componenti usati per fabbricare i veicoli, pari al 25% annunciati precedentemente, entrano in vigore oggi per quanto riguarda le vetture e tra un mese esatto per la componentistica. Chiaramente, girando pagina sul Corriere, si prosegue con le domande e le risposte. E dai, sentiamo cosa dice il Corriere. Rincari ad hoc, come funzionano? Segnali negativi dal mercato USA. Perché si parla di dazi reciproci? Perché il presidente degli Stati Uniti ha deciso di applicare tariffe doganali sulle importazioni di prodotti provenienti da altri paesi in risposta a imposte simili da questi applicate. È una sorta di contromisura per pareggiare il costo delle esportazioni e tentare di proteggere le industrie nazionali americane. Come vengono calcolati i dazi? Gli Stati Uniti vogliono tassare i paesi esportatori applicando un'aliquota pari alla metà di quella subita. L'Unione Europea, ad esempio, che fa pagare il 39% per l'import dei suoi prodotti, subirà dazi pari al 20% sui generi che vende negli Stati Uniti. In Cina invece il 34% si somma al 20% che Trump aveva già imposto a febbraio, mentre i nuovi dazi non si applicheranno ai prodotti che Trump ha già colpito con tasse separate, tra cui acciaio, alluminio, veicoli e loro parti. Qual è la soglia minima di imposta prevista da Trump? È del 10%. Quali sono invece le altre soglie? Sentite qua, le nuove barriere doganali USA saranno in ordine decrescente del 49% per la Cambogia, che secondo Trump fino adesso ha festeggiato, tutti ricchi in Cambogia, del 36% per la Thailandia, 32% per Taiwan e Indonesia, dazi del 31% per la Svizzera, del 26% per l'India, 25% Corea del Sud, 10% Regno Unito. Quando deve cambiare qualcosa per le auto, per quanto riguarda le auto, il presidente ha annunciato dazi al 25% su tutte le auto straniere importate in Nord America. Quando entreranno i dazi abbiamo già detto. Perché Wall Street è andata in rosso? I future sulle azioni statunitensi sono scesi nelle contrattazioni successive alla chiusura, riflettendo i timori che i dazi rallentino la crescita, aumentino l'inflazione e facciano ulteriormente tremare i mercati globali alla riapertura di oggi. Titoli popolari come Apple, Amazon e Nike sono tra i maggiori ribassisti. A proposito, fatemi vedere un attimo le agenzie se ci sono novità proprio in queste ore. Dazi reciproci dal 5 aprile, all'Unione Europea al 20%, alla Cina al 34%, e von der Leyen che fa terrorismo appunto e che dice conseguenze terribili, giù le borse asiatiche. Niente di che per il momento, allora ci rituffiamo sul quotidiano Il Corriere. Le domande e le risposte sono abbastanza logiche ed è inutile che prosegua. Mattarella all'Unione Europea, la risposta sia compatta. Meloni dagli Stati Uniti, una misura sbagliata. La Premier decide le mosse, i rischi sono pesanti. Il retroscena scritto da Monica Guerzoni che specifica che la Meloni vedrà Vance, l'idea della video call con Ursula, poi negli Stati Uniti. Insomma, qualcosa si sta pensando, quel qualcosa che ancora non conosciamo, ma sicuramente ci saranno negoziati. Cosa succede adesso? Scrive il Corriere. Cioè lo dico io, ma lo scrive praticamente, riguardo le imprese. Nell'agroalimentare perderemo il 10% di ricavi, alcuni prodotti reggeranno. Sull'acciaio, noi dal 2018 subiamo i dazi, la Cina invaderà i mercati. Automotive, l'export vale 5 miliardi e ci sono danni indiretti. Per la farmaceutica nessun impatto specifico
Affidiamoci al negoziato, che è proprio uno dei termini che appare, anche se in secondo piano, su tutti i quotidiani. Le mosse su Big Tech che von der Leyen userà come pistola al tavolo dei negoziati. Il pacchetto sarebbe pronto tra 2 mesi. Intanto si tratta 2 mesi? Ma io pensavo che fosse già tutto pronto. Cambiamo argomento. Ve lo dicevo, difesa UE, la maggioranza si divide, i 2 voti del PD per restare unito, Strasburgo le 3 scelte di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, Dem contro un testo sul riarmo, poi ok sulla risoluzione, se vi interessa. A me interessa di più il congresso e c'è un paginone quest'oggi sul Corriere della Sera, a pagina 17. Lega. Così cambierà lo statuto e Salvini va da Bossi per la pace. Ritorna in campo Vannacci, leader in carica 4 anni, potrà avere un quarto vice, anche neoiscritto. La suggestione Vannacci, questo Vannacci lo stanno evocando i quotidiani in questi giorni, ce lo stanno ficcando dentro, anche se noi magari non ci pensiamo neanche lontanamente, ma qui c'è anche Bossi. Salvini va da Bossi per la pace. Una visita di cortesia, scrive Cesare Zapperi sul Corriere, ma anche un gesto dal valore simbolico. Un messaggio alla Lega che sabato e domenica si ritrova a congresso a Firenze. Lunedì pomeriggio Matteo Salvini, accompagnato da Roberto Calderoli, ha fatto visita a Umberto Bossi nella sua casa di Gemonio. Una chiacchierata di un'ora per superare la freddezza e qualche stoccata in diretta dei mesi scorsi, ma soprattutto per coinvolgere il fondatore del Carroccio nel progetto di rilancio che vedrà nell'Assise toscana anche un intervento sullo statuto per adeguare l'assetto di vertice del partito. Bossi ha gradito la visita, si è detto dispiaciuto di non poter intervenire al congresso per le sue precarie condizioni fisiche e ha manifestato apprezzamento per l'impegno di Salvini nel governo. Il segretario uscente, unico candidato per il nuovo mandato, vuole presentarsi a Firenze alla guida di un partito unito, anche se i brontolini non mancano, che vuole riconquistare i consensi dei tempi d'oro. Gli ultimi sondaggi sembrano confortare la linea pacifista e trampiana. Il coinvolgimento di Bossi è un messaggio a quella parte del partito che chiede di non perdere l'ancoraggio al territorio e di portare a casa gli storici cavalli di battaglia, prima di tutto l'autonomia differenziata. L'obiettivo del più ampio coinvolgimento potrebbe passare anche da una mossa che al momento l'entourage del leader leghista definisce una semplice suggestione, ma che potrebbe concretizzarsi nella seconda parte dell'anno, già provvidenziale per le sorti elettorali del Carroccio, con quelle oltre 500.000 preferenze conquistate alle elezioni europee del giugno di un anno fa. Per Matteo Salvini è arrivato il tempo di coinvolgere ancora di più, dandogli anche una veste istituzionale, il generale Roberto Vannacci. L'ipotesi che circola è quella di affidargli una vice segreteria, affiancandolo ai 3 già in carica, il lombardo Andrea Crippa, il veneto Alberto Stefani e il laziale Claudio Durigon. Sulla carta la strada per arrivare a nomina passa da una modifica dello statuto, forse la più importante tra le diverse studiate da una commissione ad hoc coordinata da Roberto Calderoli e che saranno messe ai voti al congresso tra sabato e domenica. Ascoltatelo in diretta su Radio Libertà, saremo in diretta dalle 2 di sabato fino alla domenica sera. L'articolo 13 contiene 2 importanti novità. Una riguarda il segretario federale, il cui incarico durerà non più 3 ma 4 anni. L'altra prevede che i vice segretari possano essere fino a 4, ora sono 3, con una specifica non banale. I vice dovranno essere scelti tra i soci ordinari militanti appartenenti a 4 articolazioni territoriali regionali diverse. Il passaggio per cui si sta preparando il terreno dal punto di vista formale, ma c'è chi ventila come alternativa un incarico da coordinatore regionale nella Lega Toscana, non avverrà comunque nel congresso fiorentino, anche perché Vannacci al momento non è ancora iscritto alla Lega e non è detto nemmeno partecipi al congresso. A domanda specifica il generale ha risposto con un vedremo, tutto da interpretare.
I 700 delegati al Congresso saranno chiamati ad altre modifiche dello statuto non secondarie. Una riguarda l'articolo 9 che regola il Consiglio federale, sarà composto da 22 membri, ma rispetto al passato viene cassato il requisito di almeno 5 anni consecutivi di militanza, una modifica che mira a far entrare nell'organico anche figure che si sono iscritte in tempi recenti alla Lega Nazionale. Così quest'oggi il quotidiano Il Corriere a pagina 17. Giro la pagina e a pagina 23 si parla di Bibbiano. Bibbiano fu un sistema, bimbi tolti alle famiglie, chieste 14 condanne. La requisitoria del PM, già assolti Foti e l'ex sindaco, vi ricordate? Le richieste di pena sono pesantissime, con quella massima fissata a 15 anni. Tutte assieme riportano il caso Bibbiano, un business, secondo l'accusa, che vedeva i minori tolti a famiglie deboli e assegnati a coppie giudicate più adatte sotto la luce dei riflettori, con il possibile corollario della polemica politica. Mezzogiorno di ieri, Tribunale di Reggio Emilia, l'aula è quella dei processi maggiori, dall'infiltrazione delle cosche all'omicidio Saman. Il pubblico ministero Salvi, titolare dell'inchiesta che già dalle prime misure cautelari del maggio 2019 sconvolse l'Italia, scandisce le richieste che concludono una requisitoria a fiume di 8 udienze. Ma prima, mentre accanto a lei siede il procuratore Paci, ricorda come nelle terapie sui piccoli venisse usato il Neurotech, macchinetta elettrica che serviva per rievocare abusi da parte dei genitori naturali mai avvenuti, però secondo il PM che funzionava sistemando dei cavi su polsi e caviglie. Ne abbiamo parlato su queste frequenze, ci hanno detto che non esisteva nulla di tutto ciò. Paginone e per fortuna sul sistema Bibbiano, noi lo chiamavamo metodo Bibbiano, a pagina 22, non 23, 22 del Corriere della Sera, argomento su cui certamente torneremo, perché ne abbiamo parlato per anni su queste frequenze, dove c'era anche una trasmissione che si chiamava Bambini Strappati. Ritorniamo su questo ed altri argomenti tra pochissimo dopo il Qui Parlamento. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Il 5 e 6 aprile, nella Fortezza da Basso di Firenze, si terrà il Congresso federale della Lega. L'evento inizierà sabato alle ore 14 e domenica alle ore 9. Radio Libertà trasmetterà la diretta con collegamenti, commenti e ascolteremo le vostre opinioni. Partecipa anche tu. Seguilo con noi. Il 5 e 6 aprile, Congresso federale della Lega. Ascoltiamo l'Italia, realizziamo le idee. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Grazie a tutti gli ansiosi, quelli che hanno l'ansia da dazio e che scelgono Radio Libertà e la voce di Sammy Varin per superare l'ansia da dazio. Grazie. Grazie soprattutto a Marte Poque, si fa chiamare così in arte. Lei è Martina Catalfamo, dalla colonna sonora del film Fatti vedere, e abbiamo intervistato l'altra settimana il compositore della colonna sonora di questo film, la canzone Ansia, Marte Poque, la trovate facilmente sugli store digitali e naturalmente su YouTube. Con il buongiorno rinnovato, salve, sono Sammy Varin, faccio radio dagli anni 70, non sono così vecchio, semplicemente ho cominciato presto. Buongiorno da Simone che è in regia, buongiorno chiaramente dalla nostra redazione che è pronta a tenervi compagnia questo weekend. A proposito del congresso federale della Lega, bada ben, saremo in diretta da sabato alle ore 14 fino a domenica nel tardo pomeriggio, trasmettendo integralmente, anche in video, sul canale 252 del televisore, il congresso federale della Lega che si svolge questo weekend a Firenze, alla Fortezza da Basso. Chiaramente non sarà una semplice trasmissione, perché le nostre trasmissioni le facciamo in vostra compagnia, quindi la cosa più bella che potrete fare è sicuramente partecipare alla diretta chiamando allo 0292947222 o inviando i vostri messaggi al 340 67 09 659. Mi state già scrivendo dicendo ma ci sono già gli orari degli interventi, un programma eccetera? La risposta è no, ma chiaramente se state all'ascolto di Radio Libertà sarete i primi a saperlo, perché guarda un po', l'ufficio di Matteo Salvini è proprio qui al piano di sopra. Apriremo le linee più avanti, datemi ancora qualche minuto di tempo, abbiate pazienza, ma devo cliccare, schiacciare, condividere, mamma mia, clicca, inoltre, mentre vi parlo, ecco, così almeno vi spiego anche che cosa facciamo, sto proprio condividendo questa rassegna stampa su tutti i social. Cosa significa? Che cercando Radio Libertà, ad esempio, su Facebook, su YouTube, vedete la rassegna stampa in onda di Sammy Varin e la potete chiaramente rivedere, riascoltare quando vi pare. Andando sulla pagina Lega Salvini Premier della Lega, che ha più di 1 milione di follower, trovate in diretta la nostra rassegna stampa che, se volete pomparmela, grazie, la potete condividere tramite WhatsApp, schiacci il tastino condividi e la spedite via WhatsApp a parenti e amici dicendo: senti un po' che rassegna stampa diversa che ci racconta ogni mattina Sammy Varin su Radio Libertà. Te capì? Sì. Arrivo anche ai Maranza, faccio un giro sul quotidiano La Verità che oggi titola Diserzione di massa dagli Eurobalilla. Solo un'esigua minoranza dei parlamentari italiani segue Ursula. Il voto sulla risoluzione per la difesa dell'Unione Europea con annesso indottrinamento bellico, che bisogna insegnare ai bambini, fin da piccoli devono imparare a maneggiare le armi, manda in pezzi gli schieramenti. Forza Italia a favore, Lega contraria, abbiamo votato con i 5 Stelle AVS e meno male, sono ben contento che siamo contro la guerra e riarmamenti. Fratelli d'Italia si astiene, il PD offre il solito spettacolo, sì ma anche no, e ognuna delle fazioni canta vittoria. Centropagina sulla Verità, mossa di Orban, pronto a mollare la Corte Penale e la Commissione lo minaccia sui gay. Trump, ecco i dazi, 25% sulle auto, 20% all'Unione Europea. Ma soprattutto Milano, 50 arresti, il sindaco cambia linea, scippi in metro, riciclaggio all'estero, sgominata la banda degli egiziani. C'è naturalmente sul quotidiano La Verità anche Bibbiano, le richieste dei PM fino a 15 anni agli assistenti. Andiamo all'interno e vi dico subito dove voglio puntare. Eccolo qua, pagina 13. Asse Rom Maranza
per ripulire i milanesi. Guarda che questa ci mancava, Maranza tu, Maranza io, facciamo un bel business. Io pensavo che questi Maranza rubacchiassero poi per mettere la collanina, bella collanina qui, bello, bello, io l'ho rubata, se la tiravano così. Sto cavolo, questi facevano un business, saldatura tra romeni e nordafricani di seconda generazione. E Sala si sveglia e cambia linea dicendo: la prossima campagna si giocherà sulla sicurezza. Fabio Amendolara, i predoni del suburbio milanese, quelli degli assalti in metropolitana, dei furti con strappo, delle rapine violente, spesso minorenni, romeni, egiziani, libici e marocchini di seconda generazione, per gli inquirenti che ieri mattina hanno deciso di contrastare il fenomeno dei Maranza con una risposta muscolare, sarebbero stati guidati da un'associazione a delinquere. 18 arrestati, tutti minorenni e tutti accusati di rapina aggravata. Una casa occupata era usata come centro di smistamento per ricettare l'oro. Signori, cose incredibili che trovate oggi sul quotidiano La Verità, ma certamente se adesso la linea della sicurezza sarà sposata anche dal sindaco, e uno dice ma perché fino adesso non erano sensazioni, percezioni quelle della insicurezza? Persino il Corriere ne parla. Da Milano, i voli della ricettatrice per portare in Romania i gioielli rubati a Milano dalle baby gang. Siamo tutti pieni d'oro, anche i bambini. Cristina Florea, 27 anni, mamma Romania, con la famiglia gestiva la rete di baby gang, accusata di 25 rapine. Che schifo, mi viene da vomitare. Ditemi la vostra, inviate un WhatsApp al 340 6709 659, l'asse Rom Maranza, per ripulire i milanesi. Ma attenzione, ci tuffiamo sul quotidiano La Stampa, il titolone: Dazi USA cambia il mondo, e ce l'aveva detto la nostra astrologa che il mondo sarebbe cambiato. Stefano Stefanini, l'ambasciatore, che dice la sua, sempre sul quotidiano La Stampa, pagina 8, l'America torna al protezionismo, vuole essere ricca ma è sola. Con questi provvedimenti il presidente USA punta a finanziare il taglio delle tasse, più lontana la solidarietà con l'Unione Europea, qualsiasi rapporto ora si fonda sul do ut des. E allora studiamolo il latino, e dai che lo studieranno anche alle medie. Intanto capiamo che certamente metteremo sul tavolo le cose. Cosa possiamo fare per voi americani? Glielo chiederemo e loro ci diranno, giusto? Intanto magari abbassiamo un po' l'IVA, punto di domanda. Cambiamo argomento. Pagina 12. Vedete che cerco di non farvi annoiare. È proprio il problema principale del Semivarin. Questa rassegna stampa non vi deve annoiare. Non dovete avere neanche per un attimo la tentazione di girare su Radio Latte e Miele. No, non dovete averla. Lega, nel congresso meno questione nord e più linea trampiana. A Firenze i governatori insisteranno sull'autonomia e sull'Europa delle regioni, nel partito calma apparente. Bella giornata, bella giornata. Domenica Zaia non sarà alla conferma del segretario. È un retroscena, chiaramente, che c'è quest'oggi sulla Stampa, ma visto che siamo a 2 passi dal congresso della Lega questo weekend e sono pochissimi giornali che ne parlano, leggiamo Francesco Moscatelli. Sulla carta l'appuntamento di sabato e domenica alla Fortezza da Basso di Firenze, più che il congresso federale che i leghisti attendevano da 8 anni per dare la scossa a un partito che non si è mai davvero ripreso dal post Papete, sembra l'ennesima passerella per il segretario uscente Matteo Salvini. Non ci sono sfidanti. E questa, perdonatemi, leghista tessera RIA del 1987, militante da un pochettino di anni, posso sapere perché non si è candidato nessuno? Lo posso sapere.
Visto che ci sono tanti che bla bla bla, mi riprendi un attimo che faccio cenno? Sono come quella parlamentare che diceva bau 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 bau, esatto, avete fatto bau 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 per mesi, per anni. Come mai non si è candidato? Non ci sono altri candidati a segretario federale oltre a Matteo Salvini? Mi whatsappate per favore 340670969. Io vi interrompo le trasmissioni per mezz'ora se volete. Bau bau bau. Come mai? Ma perché? Come mai? Ma perché? E poi è logico che fate scrivere alla stampa che è una passerella per il segretario uscente Matteo Salvini. Non ci sono sfidanti. Le mozioni, una decina, da quella di Nicola Molteni a Massimiliano Romeo sulla sicurezza, a quella anti-Islam di Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint, Silvia Sardone. Siamo dimenticati quella di Molinari, vabbè, ma sai, è solo il capogruppo della Lega, Moscatè, a Moscatè, sembrano scritte per creare consenso intorno ai temi che ancora tengono unito il partito e l'elezione dei 22 membri del direttivo federale, su quale è attesa un po' di bagarre, dato che i candidati sono 36, è destinata a far sollevare un sopracciglio solo ai direttissimi interessati. Certo è che Salvini mostrerà i muscoli davanti ai 725 delegati presenti, perché, come ha ricordato sabato scorso a Padova, se decidiamo di fare che qualche altro percorso insieme e io metto la mia disponibilità personale, facciamolo, ma con gli avversari fuori dobbiamo essere granitici e compatti. Tutto è pensato a sua immagine e somiglianza. La location nella città della fidanzata Francesca Verdini e dell'ormai citatissima Oriana Fallaci, per confermare la svolta nazionale, senza però scontentare troppo chi ancora rimpiange la Lega Nord che fu. La questione settentrionale derubricata da battaglia esistenziale a scontro contro i burocrati del Sud. I contributi affidati alle figure di primo piano del sovranismo internazionale come Jordan Bardella, Viktor Orbán e forse Elon Musk. La linea trampiana e gli attacchi frontali al piano da 800 miliardi per la difesa comune UE. C'è chi ipotizza che Salvini potrebbe insistere nel suo discorso finale di domenica proprio sul no al Redness 2030, arrivando a ventilare un voto negativo in Parlamento che metterebbe in discussione la sopravvivenza stessa del governo guidato da Giorgia Meloni, anche lei attesa per un saluto, forse in videomessaggio. Proprio sabato, tra l'altro, Forza Italia ha invitato a Roma il leader dei PPE, Weber, una sfida a viso aperto. Immaginare che la Lega sia compatta intorno alla linea del suo segretario però sarebbe un errore, scrive oggi Moscatelli, siamo sul quotidiano La Stampa. Il Carroccio oggi è in equilibrio precario tra il sovranismo del leader e l'autonomismo spinto di una parte dei suoi dirigenti. Anche i numeri dicono che il nordismo resiste. Che brutto però, nordismo. Sembra nudismo, nordismo, boh. L'ha coniato Moscatelli, I delegati di Lombardia e Veneto rappresentano da soli più di un terzo del partito e avranno 9-10 rappresentanti sui 22 della segreteria federale. La dimostrazione ci sarà sabato, quando prenderanno il microfono i governatori per ribadire la necessità di andare avanti spediti con l'autonomia differenziata contro Roma ladrona, slogan rispolverato da Attilio Fontana. Sto applaudendo. Per chiedere un'azione un'azione coordinata di Bruxelles contro il pericolo degli USA, dei dazi USA, copyright Massimiliano Fedriga, ma anche per... E mi sono perso l'altra pagina e prosegue dall'altra parte. Ci sono gli amici del Congresso, la tessera al generale, potrebbe esserci Roberto Vannacci, mister 500.000 preferenze, a cui va stretto il ruolo di eurodeputato semplice, che nelle ultime ore viene evocato come possibile vice segretario. Avete sentito il pissi bau bau in questi giorni? Al congresso della Lega di questo sabato e domenica ci sarà l'astro nascente dell'RN in collegamento di persona
Jordan Bardella, che in ascesa mesi prima della sentenza contro la Le Pen aveva mandato un saluto in italiano a Pontida. Ma c'è anche la sponda americana. Per la 2 giorni in Fiorentina Salvini ha puntato su nomi alti, tra i quali in teoria ci sarebbe anche quello di Musk. L'auspicio che il patron di Tesla possa intervenire. E poi Viktor Orbán, anche lui tra gli invitati. Quest'oggi paginone sul quotidiano La Stampa. Se siete interessati, che faccio? Vi leggo ancora qualche riga. L'idea di rilanciare quell'idea di un'Europa delle regioni che vede nelle funzioni più che nei confini nazionali il vero motore di sviluppo politico-economico del vecchio continente. Ma qui non lo dice, ma lo sapete che si ritornerà a parlare anche di federalismo? Glielo dite a quelli della Stampa che non hanno letto tutte le mozioni, a quanto pare, ignoranti dal verbo latino ignoro, ignoras, ignoravi, ignoratum, ignorare. Se non bastasse, ci sono almeno altre 2 variabili, scrive la Stampa, destinate a incidere sul quello che la Lega farà e quindi sul futuro della Lega e del centrodestra, ben più del congresso passerella di Firenze. Entrambe hanno un nome, un cognome, Luca Zaia, eterno avversario riluttante di Salvini. Fu Bobo Maroni in uno dei suoi ultimi articoli per il Foglio a indicarlo come possibile leader. Sto pensando se era quell'articolo famoso per cui ci ho litigato con il povero Maroni, e Roberto Vannacci, ex generale da 500.000 preferenze, a cui va stretto il ruolo di eurodeputato semplice. Per il primo, il giorno segnato con il pennarello rosso sul calendario è mercoledì 9 aprile, quando la Corte Costituzionale dirà una parola definitiva sul terzo mandato. Gli ultimi rumors dicono che ci potrebbero essere delle sorprese. L'unica certezza per ora è che domenica Zaia, fedele al suo mantra Veneto First, non parteciperà al trionfo di Salvini per correre al Vinitaly. E beh, devo dire che più di Zaia è chi può dare una mano al Vinitaly con le nostre produzioni, soprattutto in tempi di dazi. Sarà un caso, ma nelle stesse ore tra i padiglioni della Fiera di Verona si aggirerà anche Vincenzo De Luca, il governatore autore della legge regionale che il governo ha impugnato davanti alla consulta. Quanto a Vannacci, tutto potrebbe cambiare se l'ex generale decidesse di prendere la tessera della Lega. Il primo passo in questa direzione l'ha già fatto, azzerando i vertici del Mondo al Contrario, facendolo rinascere come associazione politico-culturale, senza più velleità di diventare un partito, affidata all'amico di una vita Norberto De Angelis, a un comitato direttivo che controllerà l'attività dei team indipendenti disseminati in giro per l'Italia. Qualcuno è convinto che Vannacci sogni un posto da segretario leghista in Toscana, ma che per ora gli sarebbe offerto quello prestigioso ma meno operativo di vice segretario federale. Vannacci, come al solito, gioca a fare il misterioso. Si tessererà? Non so ancora. Se nel fine settimana sarò a Firenze, magari con il sole si starà bene anche al mare, risponde al telefono da Strasburgo. Chi vivrà vedrà. Per dirla da paracadutista, sarà un lancio nel buio, almeno così secondo gli amici del quotidiano La Stampa, che oggi parla anche della nuova primavera giallo-verde. Non sono quelli del 2018, ma Salvini e Conte hanno ritrovato parole e contesto. L'Unione Europea è un bersaglio costante, in linea con la narrazione di Trump e Putin. Ne parla con la sua analisi, certamente oggi il quotidiano La Stampa e Alessandro De Angelis. Cosa facciamo? C'ho 5 minuti. Siete veloci? Facciamo 5 minuti di chiamate, ma dovete essere dei razzi. Pepe in culo. 0292947222. Il più veloce entra in diretta con Sammy Varin. Pronto? Buongiorno signor Sammy Disetta. Buongiorno. Allora, io ritorno indietro. Sabato scorso alla Fiera di Padova, il congresso della Lega sempre, Alberto Villanova, presidente della Lega Liga in Consiglio regionale, ha detto che, signor Semmi, l'evento di Padova conferma quello che sostengo da tempo. Il Veneto è la linea del Piave, ha detto Villanova, una trincea che non può essere espugnata.
Le nostre linee di difesa sono l'identità di cui i veneti sono fieramente orgogliosi e la forza per affrontare le sfide del futuro. Il futuro della regione del Veneto sarà ancora sotto la bandiera del Leon, la bandiera di tutti i veneti. In finale devo dirle che, signor Semmi, ci sarebbe da intervistarlo qualche volta, sarebbe meglio. La ringrazio, buon fine settimana. Grazie anche a te. Proprio di questo evento che si è svolto la scorsa settimana in Veneto parleremo prima delle 10 questa mattina. Ogni giorno stiamo mandando proprio gli interventi di questo congresso, che c'è stato un anticipo del congresso federale in Veneto, con tanti esponenti della Lega e non solo, che parlano di cose molto interessanti. Un'altra telefonata, la gaminga, e allora un po' di WhatsApp, ragazzi miei. C'è neanche uno audio, ma non va, ok, ho capito, quante storie. Gli islamici non si adatteranno mai alla moralità della sinistra. Si formerà un partito islamico, sarà di centrosinistra, ma non credo che sarà la stampella di nessuno. Ricordiamoci che non è come il PD o come la sinistra tradizionale, quelli sono islamici. Democrazia e aperture, Nisba. Ma anche nel PD, insomma, quelli vogliono l'ordine e niente porcate. La sinistra, che non ha né morale né onestà, si troverà molto male con un partito islamico alle costole. Gli islamici la morale la pretendono e a chi ruba tagliano le mani. Avrà anche le sue ragioni quel signore di Sabio Chiese di elencare tutte le cose brutte fatte da amministrazioni statunitensi, che non sono certo da addebitare a Trump, però non scordiamoci che anche noi mettiamo il 22% sulle merci che importiamo. Poi guardiamo cosa ha fatto la von der Leyen con il suo comportamento. Ha indotto altri paesi a mettere sanzioni contro la Russia, che per lei è responsabile dell'invasione dell'Ucraina, scordandosi intenzionalmente del pregresso che è responsabile di tutto ciò e pagando noi popolino tutte le conseguenze di questo conflitto, facendoci pagare a caro prezzo tutti gli aumenti conseguenziali. Bell'affare, ci scrive Joe. Sto leggendo i vostri WhatsApp. Tarquinio non è cattolico, è modernista protestante, scrive Marco. E poi c'è un WhatsApp audio sul cursore, sentiamolo un po'. Ciao Sammy, sono Walter. Ciao. Questi del PD che fanno la stampella o che vogliono inglobare gli islamici non hanno capito una cosa che in psicologia tutti sanno. Le persone reagiscono e si comportano nelle situazioni in base alla loro preparazione, alla loro vita vissuta e alla loro cultura. Allora gli islamici, la loro cultura se la sono fatta sul Corano, dove c'è scritto per ogni cosa che ti succede cosa devi fare. Quindi non andranno mai fuori da quella linea, perché sono nati, cresciuti e indottrinati in quella linea. Quindi qualsiasi cosa i PD vogliano poi imporre, non riusciranno mai. Questo è frutto dei piddini, della loro classe ignorante. PD uguale ignoranza. Basterebbe leggere un testo di psicologia per sapere queste cose, però sono piddini, che cazzo vuoi che legano? Legano soltanto i manifesti, ecco, quello di Ventotene. No, loro sono la cultura. È chiaro che la speranza è che il mio pizzaiolo kebabbaro non mi faccia una pizza al Corano, è l'ultima speranza che ho. Alberto da Pordenone, da Friulano: uno dei problemi maggiori per i dazi americani sarà per il nostro vino, dove già oggi qui una bottiglia di semplice merlot costa 4-5 euro. In America è venduta nei ristoranti a circa $30-40 come nettare degli dei. E te lo dicevo prima, Alberto, secondo me chi compra in America le robe esclusive italiane continuerà a comprarle, perché cose buone come le facciamo noi non le fa nessuno. Non penso che si metterà a comprare il parmesan o altre schifezze. I più poveri andranno avanti a comprare le schifezze americane, li vedi come sono ridotti. Buongiorno Sammy, 20% i dazi agli italioti, 10% agli inglesi, ma la Meloni non aveva la relazione privilegiata con il puzzone? Ciapalì, e
adesso chi glielo dice ai nostri imprenditori di vendere le loro cacche in Italia magari a prezzi ridotti? Un pochino godo, caro Sammy. No, assolutamente no, anche perché te l'ho detto, arriva Vance la prossima settimana. Qualcosa accade e sul tavolo abbiamo tante argomentazioni da mettere lì che fanno gola agli americani. Cosa potremmo dargli in cambio agli americani? 340 6709 659. Restate sintonizzati perché io ritorno alle ore 11 con i vostri messaggi. Avete ascoltato la rassegna stampa.